Una famiglia su 5 accusa già un impatto pesante sul reddito e quasi la metà ha dovuto intaccare i risparmi. È quanto emerge da Termometro Italia del gruppo Cerved su 500 nuclei familiari intervistati. Il 40% inoltre teme di perdere il lavoro al massimo nel 2021. Una percentuale ancora maggiore paventa nei prossimi mesi una forte riduzione delle entrate o del denaro messo da parte. Quasi tutte le famiglie sentite ritengono che l'emergenza Covid-19 cambierà il loro tenore di vita, costringendole a rinunce su salute e istruzione. A pagare il prezzo più alto in tutti gli ambiti esaminati dallo studio è quello delle famiglie con reddito basato sul lavoro autonomo. Il 31% ha avuto un crollo delle entrate. Il coronavirus è attivo anche nelle secrezioni oculari, cioè nelle lacrime dei pazienti positivi, è quanto emerge da uno studio dell'Istituto Spallanzani di Roma. Partendo da un tampone oculare, i ricercatori hanno isolato il virus, dimostrando che esso è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. Il report evidenzia che gli occhi non sono solo una delle porte di ingresso del virus nell'organismo, ma anche una potenziale fonte di contagio. Un gruppo di ricerca del Laboratorio di Cardiologia Molecolare del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università di Catanzaro, coordinato dal professor Daniele Torella, ordinario di cardiologia, ha individuato l'origine dei tumori del cuore attraverso l'individuazione delle cellule staminali responsabili del mixoma atriale. Lo studio, riferisce un comunicato dell'Ateneo, è stato pubblicato sulla rivista European Heart Journal. I tumori primitivi del cuore sono patologie molto rare, ma la stragrande maggioranza è senz'altro rappresentata dai mixomi cardiaci. Il mixoma atriale è tipicamente considerato una neoplasia benigna, in senso convenzionale, per il suo basso grado di invasività locale e l'assenza di metastasi. Tuttavia, in virtù della loro posizione anatomica, i mixomi atriali possono produrre diversi quadri clinici, tra i quali rientrano lo scompenso cardiaco per disfunzione valvolare acuta e l'embolizzazione distale a carico del cervello o di altri organi. Siamo chiusi in casa da quasi 2 mesi e in pochi casi abbiamo avuto una vita più sedentaria di così. Non camminiamo, non facciamo sport, non tiriamo tardi fino alle ore piccole di notte. Ci dedichiamo tutt'al più alle pulizie di casa e a qualche incursione al supermercato. Eppure non ci siamo mai sentiti altrettanto stanchi. Come mai? La spossatezza così comune in queste settimane non è altro che la risposta del nostro fisico a un sovraccarico mentale ed emotivo, legato al protrarsi di una situazione di isolamento e di angoscia, tra 1000 problemi e poche certezze.